Alla 2 Giacomo Salvadego, Sporting Club Noale, corsia numero 3, bronzo sia ai criteria che ai categoria dei 100 farfalla, Ettore Nanetti, Gymnasium Pordenone. Alla 4 parte Mattias Soncin, Idros, corsia 5 Riccardo Rossetto, Montebelluna. Alla 6 Leonardo Zanotto, Città Sport Vicenza, corsia 7 Daniele Ortolan, Nottoli Nuoto. Lane 8, representing Serbia, Lazar Zliukic. Ettore Nanetti in corsia 3, atleta classe 2003, dunque secondo anno di categoria ragazzi. Abbiamo detto 2 medaglie, entrambe di bronzo, dei 100 farfalla e a Riccione e a Roma. In vasca lunga, classe 2003, anche Rossetto che sta nuotando in corsia 5, mentre invece è nato nel 2002 Soncin in corsia centrale numero 4, anche per lui in passato hai categoria 2016, il bronzo in vasca lunga in questa gara dei 2 farfalla. E dunque finale tutta da seguire, questa proprio con Soncin, ha ottenuto lui il miglior passaggio 28,73. Vediamo la situazione ai 100 metri, sempre Soncin 1,1,70 e poi Nanetti e Rossetto a di seguire. Ettore Nanetti che ci prova ad effettuare il sorpasso nei terzi e delicati 50 metri all'interno di una gara faticosa come quella dei 200 farfalla, e dunque Nanetti che guadagna tantissimo in questo tratto e va a prendersi 36 centesimi da gestire nei confronti di Soncin. Nanetti, Soncin, sempre le prime 2 posizioni con Rossetto stabile al terzo posto. Ultime fatiche per il portacolori del Gymnasium Pordenone, dunque a lui va questa vittoria. Ettore Nanetti 2,09 e 54. Mattias Soncin 2,10 e 41 e poi Riccardo Rossetto per la terza posizione 2,14 e 30. Anche in questo caso attendiamo la conferma per ufficializzare questi tempi che arriva ora.